Il Cussegl federale del Parlament vuole reglare da nuovo la donazione d'organs. Oggi sta una persona consentire di una donazione d'organs durante la vita. In l'avvenir sta una persona documentar esplicitamente che la non vuol fare una donazione d'organs. Quai vuol dire senza in na explicit partenins dal fatto che la persona vuol fare una donazione. Contro questa midada dalla legge da transplantazione si viene fatto in referendum. La midada violesce il diritto d'autodeterminazione e d'integrità corporale, ossia la critica. Da cosa tratti in dettaglio? In Svizzera dati memia paucs organs. La fin dall'anno 2025 speciavan passa 1400 persone in una donazione d'organs. Con la midada dalla legge da transplantazione sperano il Cussegl federale del Parlamento da poter aumentare il numero di donazioni d'organs. Oggi possono persone, per esempio, consentire ad una donazione con una carta di donazione d'organs, quale corrisponde al modello del consentimento esplicito. La volontà della persona pertucciata ne è però savens bec inconoscente. Allora stanno ils confamiliari decidere davart la donazione d'organs e nel sen della persona defunta. Savens refusano els in Natala. La midada al modello del consentimento presumato significa il suo andante. Se una persona non vuol fare una donazione d'organs suenter sia mort, sto ella a documentare quai durante sia vita, per esempio in registro della Confederazione. Davart quai sto la Confederazione informare la popolazione in modo dettagliata e ciapaivla. Senza opposizione partenins dal fatto che la persona è d'accordo con la donazione. Ils confamiliars vengono però domandats in l'avvenir in una tale situazione. Els pon refusar una prelevazione d'organs, sch'els san o supponen che la persona pertucciata fissa decidida contro una donazione. Quai corrisponde al modello del consentimento presumato in il sen vast. Le premissas medicinales per una donazione restano le medemas sco oz. Mo personas che mortas sin la stazione intensiva di un ospital pon far una donazione d'organs. La mort sta venir constatata definitivamente da due medias o medis. Il modello del consentimento presumato vale in la grande parte dels paesi europei. La quota di persone che fanno una donazione d'organs è in questi paesi in media più alta che quella della Svizzera. La legge di transplantazione rivedida è una contrapproposta indiretta all'iniziativa del PIVEL promuovere la donazione d'organs e salvar vitas. Ella pretende di introdurre il modello del consentimento presumato. Una regola però contraria alla contrapproposta becchi ils drets dels confamiliars. Il Comité del Referendum argumentesce che la Costituzione garantisce il diritto di integrità corporale e d'autodeterminazione. Con la nuova legge stoppia questo diritto venir fatto valere e quai sia anticostituzionale. Per mince intervenzione medicinale dovria quai un esperimento dettagliato ed in consentimento. Che questo consentimento non deve più essere necessario per prelevare organs, non sia bec etico. Informare dettagliatamente la popolazione davanti il modello del consentimento presumato sia non realistico. I vegna a dare ad una de pli persone che ne sappiano bec che las avessero stuiso opponer ad una prelevazione d'organs. Con la nuova legge potessero venire prelevati organs a tali persone contro loro volontà. Con la midada al modello del consentimento presumato, vuole il Cussegl federale del Parlamento aumentare le chance delle persone malsaunas che specciano in organ. Donazioni d'organs possono prolungare la durata della vita e salvare vitas. Per cui è importante che gli organs da tutte quelle persone che possono e vogliono fare una donazione vengano propri trasplantati. E in l'avvenir restano i confamiliari involviti. Els possono refusare la donazione d'organs se els san o se els supponen che la persona pertucciata fissa decidida contro una donazione. Il modello del consentimento presumato sia a comprovare all'esterior. Con la midada a questo modello possono da pli persone malsaunas in Svizzera survenire in nuovo organ. Per questi motivi raccomandano il Cussegl federale del Parlamento di accettare la midada dalla legge da transplantazione.